L'azienda nasce nel 2008 con la nascita di nostra figlia Matilde. Volevamo pulire alcuni prati ormai abbandonati nel nostro paese. C'erano dei vecchi vigneti, naturalmente lì perché è zona di vino, e ho detto andiamo un po' contro tendenza, ma insomma ci proviamo. E abbiamo ripristinato vari appezzamenti, abbiamo rifatto gli impianti, pali, reti, ferri, impianto dell'acqua. Da lì è partita un po' così, proprio veramente per gioco, e adesso è un'attività che insomma ci sta impegnando quasi tutti i giorni. Insomma. Abbiamo attualmente 9 varietà di mele, ognuna utilizzata per fare un prodotto. Le mele antiche sono delle varietà ormai scomparse che si utilizzavano una volta, di circa un centinaio di varietà di mele. Di tutte queste che ci sono, ne sono rimaste poche che si possono commercializzare, e di quelle poche comunque non possiamo portarle avanti fino alla primavera pur mettendole in cella frigo. È da qui che è partita la nostra idea di lavorarle, in maniera che possiamo veramente portare avanti il nostro progetto con le mele antiche tutto l'anno, e lavorandole sia come confettura che come essiccato che come succo. Nella zona bassa era la zona più umida, e lì i mele le hanno sempre coltivate. Era diviso in due, la parte alta con il vigneto e la parte bassa col meletto. Il nostro impianto di mele è coltivato a filare. Non abbiamo i meli vecchi enormi, ma abbiamo fatto un impianto a spaliera come quasi tutti gli altri frutteti. Questo perché? Perché coltivando in montagna ci diventava impossibile avere piante alte 4-5 metri e raccogliere poi le mele. Abbiamo cercato di ridimensionare lo sviluppo della pianta utilizzando altri portainnesti, e di conseguenza ci ha dato la possibilità di lavorarle anche su pendii o su terreni più disagiati. È stato inaugurato un sentiero CAI con partenza a Pinzano, si chiama Anello di Pinzano, e a metà percorso si attraversa proprio il frutteto, così venendo su c'è proprio la visuale di tutti i terrazzi, dei terrazzamenti con le piante, e comunque la gente ho visto che è contenta perché fai un'ora di bosco e esci in questo sentiero e davanti a te vedi un prato con una piantagione che, insomma, che comunque è bella da vedere. Una ventina di abitanti in quel paese lì. E devo solo ringraziare il paese stesso che ci ha dato la possibilità di partire con questa idea. Hanno visto in noi la possibilità di vedere il paese, non dico come una volta perché sarebbe impossibile, perché adesso è veramente in uno stato abbastanza di abbandono, purtroppo, però almeno una piccola parte siamo riusciti a ripristinarla e pulirla, anche se veramente c'è molto molto lavoro, perché il bosco avanza sempre di più e i prati spariscono. È il paese nativo di Serena, la mia compagna. Poi loro col terremoto si sono spostati al paese sotto, a Pinzano, e la prima volta che lei mi ha portato su lì a fare un giro ho detto qui è, dobbiamo venire a stare qui, e abbiamo ripristinato un vecchio edificio, e da lì abbiamo fatto la casa, ed è un bellissimo posto. Il valore aggiunto che vogliamo dare noi è la lavorazione. Noi attualmente non vendiamo mele fresche, ma vendiamo solamente un prodotto ricavato dalle mele. Se io producessi in grande quantità queste varietà di mele, diventa molto più difficile avere il prezzo, perché si parla di questi prodotti, tutti li vogliono, però i prezzi di riferimento sono sempre quelli della grande produzione, cioè le classiche Golden, Gala. Con quelle mele lì si riesce a produrre molto di più rispetto a quello che si produce con una pianta di varietà antiche autoctone. Bisogna rimanere su un quantitativo giusto, aumentarlo man mano che c'è la richiesta, e soprattutto dargli un'identità. Noi abbiamo sempre coltivato in modo bio, però allargando il mercato c'è bisogno di un marchio. Adesso noi siamo in conversione, e nel giro di qualche anno comunque avremo anche la certificazione bio. I prodotti che si usano sono molto molto meno invasivi, sicuramente. È un vantaggio anche per me che ci sono dentro nel frutteto.